Da una parte il Parco archeologico della Valle dei Templi, ovvero la Regione, che avrebbe quasi concluso un accordo con il comune di Realmonte per gestire il sito della Scala dei Turchi, esteso anche alla Villa Romana appena restituita alla fruizione pubblica e imponendo il pagamento di un biglietto, così come ad esempio nella Valle dei Templi. E dall'altra parte vi è Ferdinando Sciabarrà, 74 anni, ex dipendente della Camera di Commercio di Agrigento, con diritto di accesso e di utilizzo di alcune particelle catastali a Scala dei Turchi, che lui ritiene di sua proprietà. Sciabarrà non sarebbe stato informato, del tutto escluso, dell'emersa presunta trattativa in corso per gestire il potenziale patrimonio mondiale dell'UNESCO e ciò ha scatenato la reazione degli avvocati che assistono Sciabarrà, Giuseppe Scozzari e Antonino Cremona, che hanno subito replicato. Non esiste alcun accordo, scrivono, tra la famiglia Sciabarrà, legittima proprietaria della Scala dei Turchi, e gli enti Parco Archeologico e Comune di Realmonte. Si fa rilevare che né il Comune né altri enti hanno la facoltà di decidere i termini, i ticket e la fruibilità relativa alla gestione della Scala dei Turchi senza il previo consenso della famiglia Sciabarrà, allo Stato legittima proprietaria. Ricordiamo a tutti che esiste una convenzione siglata alla Regione tra la famiglia Sciabarrà e il Comune di Realmonte che affida al Comune la gestione temporanea fino al 30 luglio 2023 della Scala dei Turchi. Si informa inoltre che nel prossimo giugno si terrà al Tribunale di Palermo l'udienza relativa alla controversia civile tra la famiglia Sciabarrà e il comune di Realmonte. E inoltre si informa che da parte della famiglia Sciabarrà persiste la volontà di donazione del bene Scala dei Turchi al comune di Realmonte, dal quale ad oggi si attende ancora una risposta in merito. Si chiede rispetto e lealtà istituzionale nei confronti della famiglia Sciabarrà, che ha tenuto indenne da qualsiasi speculazione il sito di fama mondiale della Scala dei Turchi, concludono gli avvocati Scozzari e Cremona.